Dopo 2 anni tornano gli iscritti, oggi tema di italiano, le telecamere di TV al Fermi. Domani il governatore Musumeci dovrebbe sciogliere il nodo della sua ricandidatura. Polvere di 5 Stelle, la scissione è arrivata, il ministro degli esteri lascia il movimento. 3 giorni di protesta, gli operatori ASU del settore beni culturali incrociano le braccia, sit-in anche alla Valle dei Templi. Giuseppe Deni, presidente dell'Acragas Calcio, annuncia le sue dimissioni e attacca l'amministrazione comunale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura gli esami di maturità. Oggi è il giorno del tema di italiano, le telecamere di TVA all'interno dell'Istituto Fermi. I servizi di Lello Casesa e Arturo Cantella. Partono oggi in tutto il paese gli esami di maturità per gli oltre 500.000 ragazzi che in presenza, e questa la prima importante novità, affronteranno l'esame. Appuntamento fissato davanti ai cancelli delle scuole alle ore 8:30 per consegnare ai candidati le 7 tracce su 3 diverse tipologie. Analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. I ragazzi avranno 6 ore di tempo per elaborare il testo. Prima indiscrezione sulle tracce, pare che ci possa essere verga. Quest'anno si celebrano i primi 100 anni dalla scomparsa dell'autore siciliano e Pascoli. Con l'esame di maturità si conclude l'obbligo di indossare la mascherina, che sarà raccomandata in alcune circostanze, quale ad esempio l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Le prime parole del ministro Bianchi, che ha affermato: siamo nelle condizioni di tornare progressivamente alla normalità. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo ricordarcelo, ma quest'anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito la continuità della scuola in presenza fin dal primo giorno. Studentesse e studenti non devono avere paura di non farcela, continueremo a sostenere le scuole, le ragazze e ragazzi, accompagnandoli verso questo traguardo con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Siamo alla conclusione dell'anno scolastico, oggi gli esami di Stato che condurranno i ragazzi alla vita futura o scolastica, se vogliono continuare, o lavorativa. Un impegno sicuramente importante, un esame che ritorna dopo la pausa del Covid anche in presenza e con particolarità. Sì, oggi finalmente si riprende un po' di normalità per i nostri ragazzi, devono affrontare la prova di italiano e poi domani la prova proprio di indirizzo. Si conclude questo percorso scolastico per i nostri ragazzi. Stamattina io ho dato il mio saluto a tutti quanti e sono sereni e sembrano fiduciosi. Sicuramente si svolgeranno degli esami tranquilli, ho già conosciuto i presidenti delle varie commissioni che affronteranno un esame quanto più sereno possibile, in modo tale da mettere i propri ragazzi a loro agio e quindi a tirar fuori proprio tutto quello che loro hanno appreso durante l'anno scolastico. È un esame diverso, è un esame a cui i nostri ragazzi sono stati preparati durante l'anno scolastico e quindi sicuramente sono fiduciosa faranno bene. Si iniziano oggi gli esami di Stato, si ritorna dopo la pausa del Covid. Ecco, come sta andando? Lei è presidente di commissione, ingegnere Lopresti. Sì, i ragazzi un po' di ansia, io dico sempre abbandonate l'ansia, la preoccupazione è giusta perché vuol dire occuparsi un po' prima, ma l'ansia è come dire poi non ti fa lavorare serenità, quindi i ragazzi devono sapere, e gliel'ho detto, l'abbiamo comunicato, che devono essere sereni, dobbiamo farci un esame perché anche per noi è una ripresa per tutti, quindi queste regole che si riprendono, questa presenza, però voglio dire è meglio così secondo me perché si ha più possibilità di intervenire, di prendere veramente con i ragazzi un contatto diretto e dal contatto diretto scaturiscono buone cose, quindi io sono contento che finalmente si possa tornare. Dobbiamo capire una cosa, che il virus non si sconfigge per decreto legge né per una legge, il virus c'è e circola perché oggi ci sono più positivi di prima che circolano, per cui dobbiamo avere tutti cautela, ai ragazzi io lo dico, quando non è possibile avere una distanza, usare la mascherina, l'igienizzazione, ecco, questi piccoli accorgimenti che abbiamo nel tempo utilizzato, utilizziamolo anche ora perché questi sono momenti di forte presenza e di assembramento.
e quindi è giusto, diciamo, ritornare alla normalità, ma di avere anche parte della cautela. Oggi è il primo dei 3 giorni degli esami, come si svolgeranno? No, oggi abbiamo 2 iscritti quest'anno, il primo giorno, oggi abbiamo già la traccia ministeriale, poi domani ci sarà il sorteggio di tracce della seconda prova che vengono elaborate dalla commissione laddove vi sia un solo indirizzo nell'istituto, ma se vi sono più indirizzi i docenti della seconda prova elaborano le 3 prove, domani i ragazzi dall'interno di queste 3 prove ne sorteggeranno una e dovranno affrontare il secondo scritto. Dopo 2 giorni dalle correzioni, quindi io prevedo che lunedì, ma forse martedì è il giorno più adatto, da martedì si potrà incominciare a fare l'orale, i colloqui e quindi ecco, l'esame si svolgerà regolarmente e normalmente. Come si affronta un esame di Stato? Diciamo alquanto bene, già siamo alla prima prova e quindi vabbè, diciamo la più facile, quella che richiede... Preoccupata o no? No, io sono molto tranquilla. Affrontiamo l'esame di Stato con tranquillità sapendo che abbiamo fatto molto durante l'arco dell'anno, quindi siamo pronti per affrontare qualunque cosa possa uscire. Quindi siamo qui, aspettiamo ora che escano le tracce con tranquillità e vediamo come andrà. Ma hai dormito stanotte? Sì, ho dormito poco, ma ho dormito, un po' d'ansia è sicuro che c'è, quindi... Allora, sicuramente in questo arco di 5 anni mi sono preparata per affrontare al meglio questo esame e sicuramente c'è un po' d'ansia, anche stanotte non ho dormito molto bene, però spero che andrà tutto bene e speriamo di affrontarla al meglio. Grazie. Ecco, dopo il Covid come si affronta, diciamo, anche questa prova? Sicuramente con il Covid, diciamo, la situazione non è una delle migliori, però speriamo che andrà tutto al meglio possibile. Polvere di stelle, la scissione è arrivata. Uno non vale l'altro e così Luigi Di Maio, ministro degli esteri, lascia e spacca il Movimento 5 Stelle oggi nelle mani dell'ex premier Giuseppe Conte e la nuova creatura politica guidata da Di Maio si va a collocare nel grande centro, evitando il vincolo dei 2 mandati. Lascio il Movimento 5 Stelle, con queste parole pronunciate davanti ai giornalisti che Luigi Di Maio ha ufficializzato l'addio. Quella di oggi è una scelta sofferta, dice, che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del paese. E domani in conferenza stampa Nello Musumeci dovrebbe sciogliere l'intricato nodo della sua ricandidatura alla presidenza della regione. Alla vigilia dell'ultimo atto ci sono 2 diverse diplomazie in azione. Da un lato i meloniani cercano di dissuadere il presidente dalla rinuncia alla ricandidatura, dall'altro gli alleati ostili al Musumeci bis propongono altri candidati. Lello Casesa. I siciliani sapranno giovedì prossimo se Nello Musumeci, attuale presidente della regione, annuncerà di ritirare la propria candidatura da presidente, togliendo il disturbo, così come avrebbe dichiarato. Una decisione annunciata ma non ancora ufficializzata che ha spiazzato davvero tutti. In primis, affermano fonti romane, sono i dirigenti di Fratelli d'Italia che hanno saputo della sua improvvisa dichiarazione senza essere stati minimamente informati. Disorientati tutti, da una parte gli avversari che ritenevano di avere in Musumeci il bersaglio da colpire e dall'altro i nemici interni ed alleati preziosi che da tempo cercano di scaricare il governatore e puntellare ogni giorno la sua attività di governo. Una situazione difficile da capire e comprendere, visto soprattutto il silenzio tombale degli alleati di riferimento dopo le ultime amministrative palermitane, dove il risultato delle sue liste non è stato eclatante e determinante. Si apre dunque una partita interna nella quale ogni partito cercherà di piazzare il proprio candidato. Primo fra tutti Fratelli d'Italia, che punta su alcuni nomi: Stancanelli, Maglio Messina ed una donna, senza parlare della Lega che punta i piedi per pretendere, come d'accordo i romani, il prossimo governatore dei siciliani. Si parla di Nino Minardo, potrebbe essere lui il candidato possibile. In ultimo
Forza Italia, che forte del risultato elettorale ricevuto potrebbe puntare sulla riconferma di Gianfranco Miccichè verso la prestigiosa presidenza dell'Assemblea. Da fonti romane qualificate fanno sapere che si tornerà a parlare di Sicilia all'indomani dei ballottaggi e già nelle prossime ore potrebbero arrivare sorprese. Sono ancora molti a sostenere che la mossa di Musumeci sia soltanto un bluff per stanare gli avversari e farsi pregare dai suoi per la naturale riconferma. Lutto cittadino oggi a Mascalucia in occasione dei funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla madre Martina Patti in un campo vicino alla loro abitazione. Le esequie ufficiate dall'arcivescovo Luigi Renna oggi nella cattedrale di Catania. Vediamo. Gli approfondimenti da noi svolti ci inducono a ritenere che la donna abbia colpito la bambina dopo averle messo in testa un sacchetto nero dell'immondizia. Questo perché sono stati rilevati dei fori su una delle buste vestite dal cadavere compatibili con le lesività ritrovate sul cadavere. Martina Patti, nonostante il tentativo di lasciar credere di aver agito senza una piena consapevolezza, è una donna lucida e calcolatrice. E se non arrestata potrebbe darsi alla fuga e la piccola Elena, vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta, è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà, trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire. Così il GIP di Catania, Daniela Monaco, crea tra le 15 pagine dell'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l'omicidio premeditato, aggravato e l'occultamento di cadavere della figlia di soli 5 anni. Nella sua idea di difesa potrebbe paventarsi l'idea di infermità momentanea. Ma noi faremo degli accertamenti ovviamente con uno specialista per vedere se vi siano profili psichiatrici di rilievo. Stralci del provvedimento sono riportati dal Corriere della Sera e della Sicilia. Al GIP la donna dice di ricordare che ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro, e di avere una cosa lunga tipo un coltello. Non ricordo dove l'ho preso, non so perché ce l'avevo, e sul momento in cui colpisce la piccola rivela non ricordo bene perché ero girata e non volevo guardare. Perché uccidere un figlio in tenera età, scrive il GIP, e quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto e un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto, indice di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità. Il giudice sottolinea che Martina, inoltre, non ha manifestato segni di pentimento, ha inscenato il rapimento con estrema lucidità e non ha manifestato segni di ravvedimento nei confronti di quella creatura. Mai si è espressa in termini, di pentimento rispetto a ciò che aveva fatto. La madre ha mai pianto? No, non si è mai mostrata in lacrime. Tutti elementi che denotano una particolare spregiudicatezza, insensibilità assoluta, mancanza di resipiscenza. Nell'ordinanza ci sono i diversi non ricordo pronunciati dalla donna. Non ricordo cosa sia passato nella mia mente quando ho colpito mia figlia, anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero, come se in quel momento fossi una persona diversa. Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato. Non ricordo di aver sotterrato la piccola, ma sicuramente sono stata io. Tutti i reati richiedono un minimo di organizzazione. Se poi successivamente al fatto abbia cercato, di coprire le tracce di quello che era stato commesso, questo certamente non indica di per sé una premeditazione. È una donna stravolta, una donna sconvolta, certo non è una fredda calcolatrice che, cerca di guidare le proprie dichiarazioni o i comportamenti degli altri. Ovviamente questa, è una valutazione soggettiva che viene data dallo sguardo di chi la dà.
Lei come pensa che si possa concludere questa vicenda? Questo non lo so, i profili da approfondire sono ancora diversi e a quel punto, quando il quadro sarà completo, potremo, come dire, fare una valutazione. L'inchiesta al comune di Porto Empedocle si allarga. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Agrigento, guidata dal facente funzioni Salvatore Vella, è tornata in municipio in quello che sembra essere un seguito di quanto già avvenuto nelle scorse settimane. Sotto la lente investigativa, l'utilizzo delle auto di proprietà dell'ente, che secondo le prime ipotesi sarebbero state usate per fini personali. L'indagine però sembra allargarsi anche ad ipotesi di assenteismo al comune, con molte ombre sui cartellini timbrati. Tenere pulita Comitini è questo l'obiettivo del neo sindaco Luigi Nigrelli, che nei giorni scorsi si è armato di guanti e sacchetti e da solo ha pulito la villa comunale, raccogliendo oltre 25 sacchi di rifiuti di ogni genere. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima volta, dice il neosindaco Nigrelli. Tengo alla mia città e al decoro e spero che anche i cittadini tutti insieme possiamo tenerla pulita per renderla accogliente. La sala convegni Pellegrino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha ospitato un incontro convocato dal Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Sicilia. Si tratta di un incontro per intercettare fondi sulla nuova programmazione europea 2021-2027. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ecco, parliamo di questa iniziativa oggi qui alla provincia, che vede l'unione anche di altri esponenti dei liberi consorzi per la programmazione dei fondi anche sul PNRR. Diciamo che nell'ambito delle competenze del mio Dipartimento, il Dipartimento degli Affari Extraregionali, abbiamo convocato e abbiamo organizzato questa riunione grazie alla collaborazione della ex provincia regionale di Agrigento, il Libero Consorzio di Agrigento, il commissario che ringrazio, sarà presente anche l'assessore alle autonomie locali Zambuto, per organizzare una rete di tavoli di partenariato per poter meglio intercettare i prossimi fondi di gestione diretta che saranno messi a disposizione dalla Comunità Europea, perché abbiamo riscontrato che spesso il territorio non è giustamente informato e non è giustamente attrezzato per poter intercettare queste opportunità di sviluppo. In ultimo il PNRR ha dimostrato come spesso questi fondi rischiano di creare delle diseconomie piuttosto che essere, diciamo così, utilizzati secondo ipotesi omogenee di sviluppo. La rete che noi oggi cercheremo di portare avanti attraverso la stipula di un protocollo d'intesa serve proprio a mettere a sistema professionalità, realtà territoriali, esigenze del territorio che sicuramente le ex province meglio di altri possono rappresentare. Un incontro oggi qui presso la sala Pellegrino dell'ex provincia per discutere insieme ad altri suoi colleghi le linee di intervento, protocollo d'intesa, presente anche l'assessore Zambuto, per la destinazione dei fondi. Ecco, su quale basi, diciamo, porterete avanti questo incontro? Sulla base di proposte operative. La provincia, le province, io le chiamo province perché mi piace ancora chiamarle province, sono uno snodo fondamentale per le attività turistiche, di coordinamento, di promozione e di raccolta di energie, di intelligenze, di esperienze. La provincia è lo snodo fondamentale, la regione è molto lontana, quindi la provincia, le proloco, le aziende locali, insomma il turismo va rilanciato su basi industriali, non su basi approssimative. Dobbiamo ridare slancio a un turismo di qualità e la provincia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale. Assessore, presente a questa iniziativa un coordinamento tra tutte le province sui fondi del PNR. È un momento importante di formazione per consentire ai liberi consorzi la forma di partenariato per accedere ai fondi del PNRR. Dobbiamo riuscire ad attrezzare i nostri enti locali per questa straordinaria occasione che oggi ci è data dalla Comunità Europea. Quanto è importante un incontro come questi oggi, che vede tanti attori principali qui ad Agrigento, e su cosa pianificherete le linee di intervento? Questo è un primo passo che noi vogliamo come Dipartimento fare per incontrare le realtà territoriali.
L'intervento riguarderanno previsto, insomma, l'incontro è un incontro di orientamento e di raccordo con gli enti territoriali, quali sono i liberi consorzi comunali e le città metropolitane. L'idea è nata diciamo, a seguito di interlocuzioni proprio con il personale della ex provincia di Agrigento, il libero consorzio comunale di Agrigento. Si vogliono creare dei partenariati, dei gruppi di lavoro per vedere un po' di riuscire a captare le risorse dei fondi comunitari, quelli soprattutto a gestione diretta, perché su questo la Sicilia non è riuscita fino ad ora a muoversi diciamo, in maniera adeguata. Vogliamo lanciare la possibilità di coordinarci sia tra enti territoriali che sia con la Regione e promuovere i partenariati, promuovere la collaborazione per accedere a questa tipologia di fondi anche in vista della nuova programmazione 2021-2027. Programmi che riguardano il turismo, lo sviluppo del territorio, sono diverse possibilità di andare avanti e portare qualcosa per la nostra Sicilia. Tornano a protestare i lavoratori ASU del settore beni culturali in Sicilia, sottopagati e senza prospettive di stabilizzazione. 3 giorni di sciopero anche per i lavoratori del Parco Valle dei Templi di Agrigento. Vediamo. Siamo qua in uno dei siti più importanti della Sicilia, patrimonio dell'UNESCO, ad Agrigento, al Tempio di Giunone. E come riportano qua i manifesti che abbiamo voluto portare, siamo qui per la nostra dignità contro ogni tipo di precarietà. Sono Viviane Infantino, lavoro al Museo regionale Pietro Griffo di Agrigento e sono qua insieme ai colleghi che lavorano al Parco della Valle dei Templi e ai colleghi che lavorano al Dipisa di Casteltermine, all'Antiquarium. È da circa un anno che il governo regionale Musumeci è stato sensibilizzato da tutte le organizzazioni sindacali e dai lavoratori affinché trovasse una soluzione alla problematica ASU dei beni culturali. Si tratta di una platea di 280 lavoratori che nel 2020 sono transitati tramite una sentenza della Corte Costituzionale direttamente presso il Dipartimento dei Beni Culturali. Quindi ricade presso l'ente dei beni culturali l'incombenza del percorso di stabilizzazione attraverso dei piani di fuoriuscita. Noi qua oggi siamo per chiedere un'integrazione oraria nelle more della stabilizzazione. A livello regionale è la prima volta che stiamo scioperando proprio davanti ai siti dove lavoriamo. Abbiamo sensibilizzato molte volte sia i direttori sia la regione per quanto riguarda avere un'integrazione oraria, ma purtroppo senza risposte. Gli atteggiamenti sono stati sempre positivi da parte anche dei beni culturali, però i risultati ad oggi non ci sono. 248esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza nel 2021 e nei primi mesi del 2022 la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1 milione di interventi ispettivi e circa 74.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. È stato un impegno a 360 gradi a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente anche per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad Agrigento la festa della Guardia di Finanza si svolgerà lunedì prossimo, 27 giugno, alle ore 18:30 nella caserma Antonio Mosto in via San Giacomo. Al Consorzio Universitario di Agrigento presentata la rivista trimestrale Studi Storici Siciliani. Arturo Cantella. Studi storici siciliani, oggi la presentazione di questa rivista trimestrale. Ecco, quali saranno gli argomenti che tratterà il periodico? Studi storici siciliani è una rivista di altissimo profilo culturale che per la prima volta si avvicina al nostro ambiente culturale. Per questa occasione ho affrontato tutte le associazioni agrigentine che si sono fatte garanti di un loro
di una loro partecipazione per contribuire alla diffusione di questa rivista, che è veramente di altissimo valore culturale. Gli interventi si incentreranno su un discorso di benvenuto inevitabile e si stileranno in questa occasione tutte le pianificazioni di una nostra collaborazione a livello di associazioni con questa rivista per la sua diffusione. Ci saranno Lande di Carola De Paoli, ci sarà la Fidapa, poi ci sarà la Maria Cristina e altre associazioni che hanno garantito il loro appoggio alla riuscita del convegno. Sì, noi siamo particolarmente lieti di ospitare questa iniziativa, anche perché è di alto valore storico, letterario e culturale, quindi si inquadra nel contesto del nostro impegno di diffusione del sapere e di coordinamento delle varie attività che si registrano nel territorio. Agrigento ha avuto storicamente un ruolo importante in questo settore particolarmente impegnativo e penso che potrà continuare a giocarlo nell'ambito di questa, se possiamo così definirla, unificazione della editoria storica, in maniera che la base del confronto sia sempre più ricca, che sia più articolata, che sia più complessa e sicuramente possa sortire risultati indiscutibilmente migliori. Una rivista sicuramente interessante che copre un vuoto editoriale che parla di studi storici siciliani. Sì, in effetti l'abbiamo concepita come una palestra di dibattito tra gli storici dell'isola. Nel comitato scientifico ci sono storici professionisti di tutte e 9 le province siciliane, persone che sono cresciute con gli studi storici degli ultimi 10 o 20 anni e che ovviamente arricchiscono di contenuti straordinari questa rivista. Noi abbiamo pensato di fare una rivista a temi liberi, sempre di storia siciliana del periodo moderno e contemporaneo, però abbiamo deciso di dedicare l'ultimo numero della rivista a un numero monografico che riguarda gli anni 30 in Sicilia. Perché gli anni 30 in Sicilia? Perché è un periodo il meno conosciuto. Ci sono una notevole mole di studi sugli anni 20, ma sugli anni 30 gli studi sono molto pochi. Quindi abbiamo lanciato questa call agli storici siciliani di tutte e 9 le province per tentare di fare un numero monografico su questo tema. Questo è il carattere della rivista. Ecco, qual è l'obiettivo di questa rivista che nel panorama editoriale manca? Una rivista che parla di problematiche siciliane. La cosa importante è proprio questo, il riferimento regionale e poi il riferimento alla storia, alla microstoria, perché noi non facciamo una storia quantitativa ma qualitativa, quindi partiamo un po' dai documenti per cercare di dare voce a situazioni che magari si interrelazionano con altre già stabilite cose della storia, però non hanno questa connessione con il particolare che noi andiamo ricercando. Cerchiamo la documentazione e dalla documentazione in modo induttivo poi passiamo a trarne le conclusioni senza paraocchi ideologici, chiaramente, cercando di far parlare i documenti e quindi dando scientificità a tutta la nostra produzione giornalistica della rivista. Allora, ecco, lei collabora a questa rivista con quale finalità e quali sono i temi che lei tratterà principalmente? Bene, allora io sono il presidente del comitato scientifico di questa rivista Studi Storici Siciliani, che ha un compito importantissimo, quello di riportare alla luce storie molto spesso dimenticate della nostra Sicilia, perché la microstoria e quindi la storia degli eventi, dei fenomeni è strettamente legata alla storia nazionale.
per cui noi partiamo dal piccolo per raggiungere poi il grande e il nostro intento è quello di far conoscere il più possibile la rivista, non solo come strumento educativo all'interno delle scuole, ma anche all'interno delle università. Filippo Buscemi, 56 anni, agrigentino, è il nuovo direttore dell'INAIL, laureato con lode in economia e commercio e specializzato in diritto europeo. Proviene dalla direzione territoriale di Caltanissetta Enna. Filippo Buscemi, all'atto dell'insediamento, ha dichiarato: svolgerò con scrupolo la mia attività in un territorio che ha bisogno di attenzione. Cercherò di consolidare il processo di crescita dell'INAIL come polo della salute e della sicurezza, garanzia della tutela dei lavoratori. Sono convinto che la promozione della prevenzione sia diventata determinante per le strategie di salvaguardia dei lavoratori. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Parliamo adesso di vacanze, perché numerosi turisti stranieri hanno scelto come loro meta Eraclea Minoa. Vediamo. Come sta ripartendo questa stagione turistica ad Eraclea Minoa? Io devo dire una bella stagione, anche perché la cosa strana di quest'anno è il fatto che noi tutta questa gente che c'è in questo momento l'aspettavamo a luglio, ma devo dire che già dai primi di giugno abbiamo visto un incremento turistico impressionante. Io il mio locale a pranzo lo vedo sempre pieno di turisti, francesi, inglesi, americani soprattutto. Credo che ci sarà una bella stagione per tutti. Speriamo di essere pronti. La spiaggia la vedo pulita, il comune si sta adoperando per pulirla ogni mattina. Vedo che, lo vedete voi stessi, noi abbiamo veramente un gioiello qui ancora da sfruttare. C'è da sistemare un po' di strade e questo è giusto farle al più presto possibile e cercheremo tutti insieme almeno di far passare questa stagione a questi turisti con quei pochi servizi che servono a mandare avanti questo posto che sarà il futuro di tutti i paesi limitrofi soprattutto, e darà lavoro anche a tutti questi ragazzi che hanno bisogno di fare questo tipo di lavoro. Per esempio maggio e giugno ci sono moltissimi turisti dal nord Europa, dalla Francia, Germania. Quest'anno si sono visti anche molti turisti dell'est, come polacchi, come cecoslovacchi, molte altre persone. E poi gli inglesi ci sono tutto l'anno. Io vedo che gli altri paesi, a differenza dell'Italia, hanno ferie più scaglionate. Vedo che magari i francesi a ottobre hanno 15 giorni, i tedeschi hanno aprile, tutto vanno in ferie. Quindi io dico che da marzo a ottobre si potrebbe lavorare sempre con i turisti. La stagione è partita bene, come al solito Eraclea Minoa è una meta ambita, una meta turistica che viene visitata da tutti, quindi ci sono molti turisti e molte persone dal circondario che vengono sempre qua. Per ora c'è stata un disguido sul fatto che si era diffusa la voce che non si potevano parcheggiare le macchine, ma invece è una voce infondata, i parcheggi, gli accessi al mare è tutto bello libero, quindi chiunque può venire e troverà sempre i parcheggi e addirittura senza pagamento. È approdata a Messina la nave umanitaria SEA AI4 con 476 persone a bordo, compresi 66 minori. L'assegnazione del porto sicuro in Sicilia è giunta dopo un'attesa durata oltre una settimana. Sono state 9 le notti trascorse sulla nave della ONG tedesca e numerosi gli evacuati per ferite e ustioni. Attende una indicazione invece la SEA Watch 4 con 313 migranti, attualmente al ridosso del Golfo di Gela. Infine al largo di Pozzallo vi è la Aita Mari con 112 migranti, alcuni sono già a bordo da 8 giorni. Il primo caso in Sicilia di vaiolo delle scimmie è stato diagnosticato a Palermo all'ospedale civico dall'infettivologo Tullio Prestileo, che dirige l'unità operativa patologie infettive nelle popolazioni vulnerabili. Il paziente, un quarantenne del capoluogo siciliano, ha contratto la malattia a Londra una decina di giorni addietro a causa di un contatto con un positivo e ha accusato i primi sintomi giovedì scorso. L'esame eseguito al laboratorio di virologia del Policlinico di Palermo ha confermato la diagnosi. Lo scorso maggio vi sono stati 2 casi sospetti, ma dopo gli accertamenti 2 pazienti sono risultati negativi ai test specifici.
Il Teatro Pirandello di Agrigento, in occasione della Festa della Musica Europea 2022, ha ospitato una produzione del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera in collaborazione con il Consorzio Universitario di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi la conclusione di un progetto di formazione Global Learning, qui che vede l'esibizione dell'orchestra dell'Istituto Toscanini di Ribera. Direi che è l'ideale conclusione di un progetto culturale che è arrivato alla sua terza edizione. Siamo particolarmente lieti che questo processo di qualificazione, questo processo di formazione abbia degli sbocchi culturali, artistici, di spettacolo particolarmente rilevanti come quello di questa sera. I ragazzi che sono stati formati all'interno del Conservatorio Toscanini non solo hanno avuto la possibilità di acquisire competenza, conoscenza, manualità, non solo hanno avuto la possibilità di approfondire i loro studi, ma hanno anche questa grande opportunità di esibirsi, hanno questa grande opportunità di tentare, grazie anche a questi corsi di qualificazione, l'inserimento nel mondo del lavoro, per cui siamo particolarmente lieti di avere coniugato il trasferimento del sapere, il trasferimento della conoscenza con la possibilità di trovare nuove opportunità di lavoro. E questo è il nostro mandato, non possiamo soltanto occuparci di corsi di laurea o di corsi di perfezionamento, dobbiamo occuparci della terza missione, cioè della crescita economica, sociale, culturale e sotto molti aspetti anche imprenditoriale delle opportunità di lavoro di questa meravigliosa terra che è una terra d'arte, che è una terra di letteratura, che è una terra di spettacolo e principalmente è una terra di cultura. Anche per questo abbiamo voluto con il sindaco candidare questa meravigliosa città a capitale italiana della cultura per il 2025 e queste manifestazioni inserite in un contesto progettuale sicuramente potrebbero fare la differenza con le altre candidate. Speriamo bene. Oggi continuano le manifestazioni dedicate alla festa della musica, dopo Selinunte oggi tocca al Teatro Pirandello con una bella iniziativa che vede appunto la vostra orchestra in scena. Sì, concludiamo gli eventi dedicati alla Festa della Musica 2022 con le Nozze di Figaro di Mozart, a conclusione anche di un corso di formazione importante correlato al progetto Global Learning che è stato patrocinato dal Consorzio Universitario di Agrigento, realizzato dal Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera in collaborazione con il Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani e finanziato dall'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana. Quindi un evento importante in cui daremo spazio alle giovani promesse della lirica. Ecco, qual è il futuro dell'orchestra in un percorso che sta vedendo la statalizzazione dell'Istituto Musicale Toscanini? L'Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini sta crescendo sempre di più, grazie anche alla commissione di linguaggi con il jazz e il pop. Siamo in grado di fare produzioni che spaziano dalla musica barocca, appunto dalla classica al jazz fino alla contemporanea, quindi al pop. Chiaramente l'optimum sarebbe affidare all'Orchestra Toscanini un teatro importante e prestigioso come ad esempio il Teatro Pirandello. Noi siamo pronti, noi ci siamo e quindi siamo pronti ad offrire eventi importanti alla città di Agrigento ma anche a tutta la provincia. Parliamo di questa Nozze di Figaro, ecco, si svolge in 4 atti, quale sarà la dinamica dello spettacolo? Allora è uno spettacolo che sarà diviso in 2 parti, c'è una prima parte che racchiude primo e secondo atto, poi ci sarà un piccolo intervallo e faremo il terzo ed il quarto atto. Parliamo anche dell'orchestra, come si compone, gli elementi, insomma la tipicità della vostra musica. Questo progetto di Nozze di Figaro prevede un organico classico, che è un organico settecentesco, quindi con i fiati a 2 e con la presenza del cembalo in scena che verrà suonato dai nostri maestri collaboratori che hanno anche loro frequentato questo corso di formazione. Una manifestazione particolare oggi, una messa in scena diversa dalle solite che si articola in diversi momenti musicali, spettacolari e teatrali. Sì, oggi metteremo in scena Nozze di Figaro, la famosa opera mozartiana,
verrà messa in scena in una forma semiscenica, appunto. Come potete notare tutti gli strumentisti sono sul palcoscenico e non sono in buca, e quindi avverrà tutto in maniera anche più semplice, meno formale, insomma. Un impegno dovuto grazie anche al Global Learning 3. Esattamente, oggi è l'evento conclusivo del progetto di formazione Global Learning 3, finanziato dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione e promosso dal consorzio universitario di Agrigento. Che si pone come obiettivo quale? L'obiettivo è quello di formare gli studenti, di perfezionarli, e devo dire che hanno aderito decine e decine di studenti che provenienti da ogni parte della Sicilia ma anche oltre. Hanno studiato, hanno lavorato in maniera intensa ma proficua per oltre 2 mesi e oggi si raccolgono i frutti. Un successo anche lo spettacolo che avete avuto al Parco di Selinunte? Al Parco di Selinunte i nostri studenti e docenti si sono esibiti in una performance, devo dire, strabiliante 2 giorni fa, il 19 giugno. E ciò è avvenuto per la celebrazione della Festa Europea della Musica, quindi abbiamo esordito al Parco di Selinunte ai piedi del Tempio di Era e abbiamo invitato, quindi hanno accettato il nostro invito, alcuni studenti, quindi conservatori di Napoli, Messina, Trapani, con cui abbiamo una federazione, e chiaramente Toscani di Ribera, e sono stati presenti anche ospiti d'eccezione come la famosa e meravigliosa cantante Daria Biancardi, un giornalista eccezionale che vive a Genova e che 50 anni fa, in occasione del primo festival pop internazionale, appunto il Palermo Pop del 72, scrisse un libro proprio dedicato all'evento dal titolo Quando Palermo sognò di essere Woodstock. L'Istituto Toscanini cresce giorno dopo giorno, c'è anche ora in atto la statalizzazione del conservatorio, ma chi vuole può anche affrettarsi per gli ultimi giorni di iscrizione, direttore? Sì, l'istituto cresce, ha detto bene, siamo passati da 30-40 iscritti universitari di 5-6 anni fa a oltre 300 di oggi, quindi possiamo dire che abbiamo decuplicato i numeri. La statalizzazione darà secondo me un altro impulso non indifferente, aspettiamo ormai a giorni il decreto del Ministero dell'Università che cristallizzerà la situazione. Sono in atto le iscrizioni, il cui termine ultimo è del 15 luglio. Sì, questa è la serata finale di una serie di eventi. Devo ringraziare anche la dottoressa Longo per aver organizzato questo grande tour, questa manifestazione, e spero che sia forse proprio d'etica per realizzare quell'unione tra Fondazione Teatro Pirandello e proprio il Toscanini Ribera. Il mio sogno è quello di realizzare proprio grazie a loro un'orchestra fissa che sia proprio del Teatro Pirandello, grazie alla loro partecipazione e alla loro collaborazione. Connessi, Favara ospita il primo meeting francescano del Mediterraneo, 3 giorni di incontri sulle emergenze del nostro tempo. Vediamo. Il primo meeting francescano del Mediterraneo vuole essere un'occasione imperdibile per trovare insieme risposte alle sfide del nostro tempo. Appunto il monito è quello di Papa Francesco, che ci chiama per tutti i cristiani e non a una dimensione nuova per vivere questa umanità. Parleremo di economia, di lavoro, di politica, di immigrazione, di migrazione, di comunicazione web, nella consapevolezza appunto che tutto è connesso. Questo è il monito di Papa Francesco, questo è il monito di questo nuovo umanesimo e di questa visione francescana che vogliamo trasmettere, che vuole essere quella appunto di ritrovarci in una dimensione unica, dove questa comunità, questa Sicilia, questo Mediterraneo, questa società può vivere la dimensione di sentirsi fratelli tutti. Ci aiuteranno in questo percorso numerosi e prestigiosi ospiti che accoglieremo in questa città e che ci daranno la possibilità di confrontarci, appunto di vivere la dimensione dell'ascolto, del confronto, in un clima di festa dove appunto le realtà francescane si muoveranno a Favara per poter insieme riflettere, ma innanzitutto vuole essere un momento anche per questa comunità, per questa provincia che in qualche modo si ritrova insieme a discutere di questi temi.
Lo aveva detto qualche tempo fa e adesso il presidente dell'Acragas, Giuseppe Deni, passa ai fatti. Non è più disponibile a investire somme importanti senza presupposti. Nei mesi scorsi Deni era tornato a chiedere in gestione o in affidamento lo Stadio Seneto di Agrigento per poter creare grandi eventi che possano agevolare le finanze della società e permettere all'Acragas di poter essere autosufficiente. In una conferenza stampa convocata ieri pomeriggio, Giuseppe Deni ha detto di parlare da presidente dimissionario. Il mio ultimo atto da presidente, sottolinea, è quello di presentare la domanda di ripescaggio in Serie D perché abbiamo ancora qualche carta da giocare. Da oggi sono presidente dimissionario e lo sarò fino al 24 luglio. Le ritirerò soltanto se l'amministrazione comunale batterà un colpo. Vediamo adesso uno scorcio della conferenza stampa. L'integrale lo potrete vedere oggi alle 16 e stasera alle 21 e domani alle 16. Vediamo. Oggi è un giorno di consuntivi, però volevo, prima di arrivare a un consuntivo finale, volevo fare alcune precisazioni. Noi il 9 di agosto del 2021 abbiamo acquisito la maggioranza dell'Acragas e come gruppo abbiamo così preso la gestione per fare il campionato 2021-2022. Quella fase fu una fase molto travagliata e molto delicata per tante ragioni. L'Acragas usciva fuori da un pandemonio di natura economica, per cui non si riusciva a trovare giocatori validi che volessero firmare e disputare il campionato 2021-2022 con la nostra squadra, e poi c'erano problemi logistici molto gravi. Ricordatevi che noi dal momento che ci siamo, diciamo così, insediati alla guida della nostra amata Acragas, abbiamo già avuto la defaillance di un allenatore che giustamente ha preferito andare in una squadra che militava in una categoria superiore a quella in cui militava l'Acragas, per cui, come è giusto, noi abbiamo fatto gli auguri, però subendone delle conseguenze, perché quell'allenatore aveva già incominciato a fare campagna acquisti, per cui poi abbiamo dovuto in corsa cambiare l'allenatore e riniziare tutto il percorso per dotare un organico importante all'Acragas. Noi già dall'inizio avevamo avuto l'idea dell'Acragas che volevamo. Abbiamo dovuto imboccare tanti bocconi amari, perché chi diceva che non avevamo i soldi per comprare le magliette, chi diceva che alle scadenze dei primi assegni, vorrei dire una cosa, noi assegni non abbiamo mai fatto, abbiamo sempre pagato con bonifici o in contanti, per cui questo rischio non c'era e non ci poteva essere mai, però abbiamo dovuto ingoiare dei bocconi amari. Io ricordo che la prima volta che fece il presidente dell'Acragas, siamo nel lontano credo 2005-2006, 2004-2005, 2005-2006, ci fu un vostro collega che è Carmelo Lentini, il quale era, diciamo, molto perplesso della mia presidenza e mi guardava, per usare un eufemismo, con molto sospetto. E io all'epoca dissi: signor Lentini, lei giudichi il mio operato a fine campionato, non ora, perché ora io potrei dire tante cose che poi non si rivelano, diciamo così, positivo idonei alla stagione che devo affrontare. A fine campionato guardi quello che sarò capace di combinare e poi in quel momento mi giudicherà. Quell'anno abbiamo vissuto una stagione esaltante dal punto di vista organizzativo, societario, abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, impensabili in quel momento, perché l'anno prima abbiamo rischiato di retrocedere, di perdere pure la categoria. L'anno in cui ci fui io,
abbiamo vinto la Coppa Italia Sicilia, siamo arrivati secondi in campionato, abbiamo vissuto una stagione esaltante. Per cui il mio motto è quello: giudicateci dopo che abbiamo fatto le cose, mai prima, perché prima si può sempre dare dei giudizi inesatti che non rispondono alla qualità e agli obiettivi che le persone hanno e che hanno, diciamo così, la caratteristica di mantenere tutti gli impegni, nessuno escluso. Io quando iniziai la stagione, quella 2021-2022, ebbi a dire alcune cose. Le più significative sono state quelle dove affermai che sono finite le epoche dei presidenti mecenati. No, oggi la squadra, una società blasonata come quella dell'Airagas, deve fare una programmazione anche dal punto di vista economico, perché nessuno è più disponibile a perdere cifre che sono notevoli e importanti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.